Un impegno importante quello di oggi, con tanti partner per analizzare una malattia sotto l'aspetto multidisciplinare, anche con dei testimonial particolari di eccezione. Anche quest'anno abbiamo voluto organizzare queste giornate in cui crediamo tanto, sono importanti momenti di sensibilizzazione per avvicinare tutta la popolazione nei confronti della malattia, una malattia che direttamente e indirettamente interessa tutti noi. Una prima le sessioni scientifiche in cui gli esperti del campo si confronteranno sul tema importante dell'Alzheimer, focalizzando l'attenzione sulla pluridisciplinarietà, è preceduta da una sessione artistica in cui abbiamo avuto l'onore di avere come testimonial d'eccezione la dottissima Margot, la Maria di un medico in famiglia, che ha parlato della sua esperienza diretta, anche una breve performance artistica sul tema dell'Alzheimer che è stata veramente molto sentita, e la conclusione è proprio una testimonianza diretta di un caregiver. Spero che questi momenti possano davvero servire per promuovere una cultura che è la cultura del benessere, che punta a mettere in campo una cura del paziente e della propria famiglia, in modo da migliorare la qualità di vita di questi pazienti. Certamente l'Alzheimer è una patologia estremamente complessa, è complessa da gestire e come tale richiede un approccio multidisciplinare. Non a caso tra i relatori sono presenti diverse figure, non solo psichiatri e psicologi, ma anche diabetologi, specialisti in malattia interna, geriatri, poiché richiede sempre un'attenzione costante e l'approccio di multiprofessionalità. Operatori sempre più formati, sempre più coinvolti, sempre capaci di dare delle risposte a delle domande sempre più complesse. Affronteremo anche questioni psichiatrico-forense e medico-legali nella gestione del paziente psicogeriatrico. Si discute oggi di Alzheimer in un momento molto significativo e di confronto qui ad Agrigento, organizzato dall'ASP. Oggi qui ad Agrigento per fare la testimonial di questo importante convegno sull'Alzheimer. Sì, sono onorata, grata di far parte di questo importante convegno dove c'è finalmente l'attenzione giusta su una malattia così importante. Qual è il consiglio che lei dà a chi purtroppo soffre di questa malattia? Cosa si può fare chiaramente? Ma io chiaramente non sono un medico, però quello che credo che sia emerso oggi è proprio una signora meravigliosa, una caregiver, ha detto oggi l'amore è sicuramente la cura e poi la cura del sé, dove la persona che si prende cura del paziente si ricordi di prendersi cura anche di se Tra l'altro stessa. lei è impegnata in una fission di un certo livello che è proprio il medico in famiglia, no? Sì, esatto. Abbiamo avuto la testimonianza anche dei Banfi. C'è stata la testimonianza di Lino Banfi, di Giulio Scarpati, che hanno entrambi vissuto in maniera diretta la malattia, no? Perché Lino ha avuto sua moglie e Giulio sua madre. È una bellissima iniziativa, ma già se vi ricordate qualche settimana fa avevamo celebrato il lavoro che fanno sul campo i nostri neurologi, psichiatri, psicologi e tutto il personale sanitario del centro diurno, perché devo dire che l'ASP di Agrigento, pur sottodimensionata come numero e pur in difficoltà logistiche, perché stiamo anche attrezzando un centro per migliorare ancora l'accoglienza dei nostri pazienti con questa patologia, devo dire che nonostante tutte queste difficoltà sta lavorando veramente bene. E oggi è un momento di confronto, è un momento di testimonianza importante, perché ci sono colleghi e personalità di tutta Italia e soprattutto è un momento in cui in una materia così difficile, in continua evoluzione, riusciamo ad avere uno scambio al fine di curare meglio il paziente, che questo è l'obiettivo. Presidente, oggi si parla di Alzheimer, un convegno sicuramente interessante sotto lo sguardo multidisciplinare. E sì, è importante parlare di questa patologia che è la più grave delle demenze e che deve avere un approccio, come giustamente nel titolo del convegno, multidisciplinare, a cominciare dal fisioterapista per andare a quello che hanno già fatto giorni fa quando hanno portato questi pazienti affetti da Alzheimer ai templi a ricordare i vecchi luoghi, che è un modo per poter cercare di fermare le potenzialità che ancora resistono, perché la guarigione non esiste, però possiamo ritardare e fare conservare tutte le azioni che ancora possono svolgere, tutto ciò che ancora è conservato.
Assessore, oggi si discute di Alzheimer, una malattia purtroppo in cui si va sempre indietro, però bisogna andare avanti. Anche il vostro comune in questo senso cosa fa? 1 o 2 giorni importanti, un convegno fondamentale. Il tema dell'Alzheimer è un tema dove non possiamo tirarci indietro, dobbiamo essere presenti, e il Comune di Agrigento ha già instaurato da tempo un rapporto con il centro diurno Alzheimer grazie alla collaborazione con la dottoressa Guicciardino, ma comunque tutto il mondo dell'ASP, con il dottore Giordano, la dottoressa Paola Savona Sala, il dottore Marchica che è il direttore del distretto sociosanitario, e qui abbiamo cercato e cerchiamo di inserire alcune di quelle che sono le linee di finanziamento per poi poter essere di aiuto rispetto al tema. Proprio nella giornata di ieri il distretto sociosanitario nella sua interezza ha approvato nella linea programmatica del finanziamento dei piani di zona 21-23 proprio il tema dell'Alzheimer nell'area dedicata agli anziani. Quindi questo è un passo importante dopo aver ascoltato la rete territoriale, avere proposto lì questi temi fondamentali, e l'Alzheimer quindi finalmente approda anche in quella che potrebbe essere una programmazione del distretto sociosanitario affinché possiamo collaborare, fare rete e mettere insieme progettualità per agevolare soprattutto l'ammalato, ma in prima istanza e in maniera energica quella che è la problematica relativa ai familiari, ai caregiver che vivono quotidianamente il disagio e soffrono quotidianamente le difficoltà della malattia.